Buonasera a tutti, benvenute e benvenuti a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione del gioco d'azzardo organizzata da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Ancora una volta ringraziamo tutte le istituzioni che hanno patrocinato questo evento, ovvero il Ministero della Salute, la Regione del Veneto, il Comune di Padova, l'Università La Sapienza di Roma e l'Università di Parma, l'ANCI del Veneto, il MIUR del Veneto, l'Ordine degli Psicologi del Veneto e l'Ordine dei Medici di Padova. E un sentito ringraziamento va ancora una volta alle tante realtà che hanno collaborato alla realizzazione di questa intera settimana di appuntamenti e a TGR, RAI e Telepadova che sono nostri media partner. Ci troviamo a Padova, siamo all'interno della meravigliosa Sala della Carità, stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'ULS 6. Quindi ringraziamo tutte le persone che sono collegate con noi, sono veramente tante, sono veramente molto attive, continuano ad arricchire i nostri appuntamenti inviando i loro commenti, i complimenti anche e molte domande per i nostri relatori e quindi li ringraziamo e li invitiamo a continuare a interagire con noi. Ringraziamo anche le molte persone che ci stanno supportando, condividendo le nostre dirette sui propri canali social. Il titolo di questa prima edizione, come sapete, è Siamo tutti in gioco, è un titolo che abbiamo scelto per testimoniare la nostra intenzione di fare prevenzione e promozione della salute, non solo rivolgendoci agli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto all'intera cittadinanza, in particolare ai ragazzi e ai giovani che sono stati presenti in un paio di occasioni anche qui al mattino con i loro insegnanti nella Sala della Carità e che spesso ci seguono sempre al mattino dalle loro classi in collegamento. Inoltre questa settimana si rivolge in particolare anche a tutte le persone che hanno un ruolo educativo e che quindi sostengono la crescita delle ragazze, dei ragazzi, delle bambine e dei bambini e quindi i genitori, gli insegnanti, gli educatori e le molte persone sensibili al tema. Proprio perché pensiamo che la prevenzione ci riguardi veramente tutti, che si debba parlare di questi aspetti, di questi problemi, che bisogna fare cultura della prevenzione e quindi bisogna affrontare il tema del gioco d'azzardo non solo con l'autorevole esperienza e parere di persone esperte di gioco d'azzardo e di dipendenze, ma anche con la testimonianza dei campioni dello sport, come è stato questa mattina, e con il contributo di personalità importanti della legalità, di professionisti della comunicazione, di esperti del mondo digitale. Questo è lo spirito della nostra settimana, alla quale avete potuto assistere fino ad ora. E naturalmente potete continuare a consultare i materiali che riguardano questa settimana collegandovi al sito www.cambiogiocoul6.it dove trovate anche il programma che potete scaricare e consultare. Su questo sito poi rimarranno tutti i video e quindi potrete rivedere il contributo dei nostri relatori anche in futuro. Con noi collegata questa sera c'è come ospite in sala la dottoressa Emilia Serra, dirigente psicologa dell'ULS 4 Veneto Orientale, che salutiamo e ringraziamo per la sua partecipazione e che al termine dell'incontro ci aiuterà a fare una riflessione e potrà eventualmente porre la prima delle domande che rivolgeremo al nostro ospite. Quindi buonasera, dottoressa Emilia Serra. Buonasera e grazie per l'invito. Grazie a lei per aver accettato e per essere con noi. E passo ora anche la parola a due ospiti che faranno un saluto in apertura dell'incontro. Il primo è il dottor Marco Orsega, presidente nazionale AICAT, Associazione Italiana Club Alcologici Territoriali. Buonasera dottore, benvenuto, grazie per essere con noi. Va bene, buonasera a tutti voi, a quelli che sono presenti, a quelli che sono in collegamento. E ringrazio gli organizzatori di questo importante evento di settimana di prevenzione dal gioco d'azzardo e porto qui i saluti dell'AICAT, l'Associazione Nazionale dei Club Alcologici Territoriali, che rappresenta anche tutta la rete associativa territoriale, regionale e nazionale dei club alcologici territoriali. E certamente noi non possiamo che condividere gli obiettivi di questa settimana,
già che anche l'ICAT ovviamente promuove corsi di sensibilizzazione che riguardano, ecco, i comportamenti a rischio e gli stili di vita a rischio presenti nella nostra comunità e nelle nostre relazioni sociali della comunità. Dico due parole, ecco, sulla presentazione dell'ICAT. L'ICAT promuove e coordina le attività, i programmi dei club alcologici territoriali e di tutto il sistema della rete associativa dei club nazionale. Il cardine di questo nostro, che lavorano poi con l'approccio ecologico-sociale e antropo-spirituale ideato da professor Vladimir Udulin. Al centro del nostro lavoro, il cardine del nostro lavoro appunto è il club. Il club è una comunità multifamiliare, a volte ci descrivono come gruppo di automutuo aiuto, ma siamo una comunità multifamiliare inserita nella comunità locale, dove le famiglie e le persone possono compiere un percorso di cambiamento dei propri comportamenti, delle proprie relazioni e tendere a migliorare la qualità della propria vita, nell'affrontare e anche attraversare le difficoltà, le sofferenze presenti nella persona, nella famiglia, nella comunità. E seguendo appunto la metodologia dell'approccio ecologico-sociale ed antropo-spirituale ideato e applicato dal professor Vladimir Udulin e ampiamente sperimentato nei problemi alcol correlati e complessi. Il club accoglie le persone e le famiglie in un clima di amicizia, empatia, condivisione, solidarietà, dove le famiglie possono realizzare una crescita, una consapevolezza, una maturazione emozionale, relazionale, culturale, spirituale e valoriale, che porta a un miglioramento della qualità della vita, non solo a livello individuale e familiare, ma anche a livello comunitario ed ambientale. Le persone che attraversano e trascendono queste loro difficoltà poi diventano risorse e cittadini attivi, ecco, nell'impegno sociale per la promozione della salute, della qualità della vita, del bene comune. E tutta la rete associativa dei club diventano anche valorizzate, ecco, nella rete associativa dei club appunto per promuovere programmi, attività che riguardano tutto un percorso di educazione ecologica sociale e di crescita e formazione educativa rivolta sia alle famiglie sia ai servitori insegnanti di club, ma anche a tutta la comunità. Noi appunto organizziamo aggiornamenti, seminari, corsi di sensibilizzazione, facciamo anche dei forum nazionali in cui tutto il nostro sistema si incontra, organizziamo 2 congressi nazionali, uno di spiritualità antropologica ed ecologia sociale che facciamo tutti gli anni ad Assisi e un congresso nazionale dell'Associazione Nazionale che facciamo ogni anno in una regione diversa. Volevo anche sottolineare
che l'ICAT vuole essere una comunità solidale e circolare che crea e genera spazi dentro di relazione, di scambio esperienziale e culturale, di confronto dentro e fuori il nostro sistema, con tutti i nodi della rete sociale. E quindi come comunità vuole promuovere e tessere reti di collaborazione, coordinamento, cooperazione e coprogettazione con tutta la rete sociale, appunto per promuovere la qualità della vita, la salute, il bene comune. Quindi noi siamo aperti a tutti i bisogni della comunità, ma siamo aperti anche a tutti coloro che vogliono impegnarsi, diremo in una scelta culturale insieme a noi, ecco, per promuovere, ecco, la salute e la qualità della vita della comunità. Volevo anche sottolineare un altro aspetto che noi, appunto, anche rispetto a questa settimana di sensibilizzazione, noi siamo nati inizialmente come club che è nati per i problemi alcol correlati e complessi. Però oggi diciamo che siamo capaci ed aperti ad accogliere tutte le difficoltà dei comportamenti a rischio che riguardano droghe illegali, azzardo, fumo, internet e quant'altro, che sono espressione anche del disagio esistenziale che poi è dentro la cultura sociale prevalente della nostra comunità e che si esprime poi in queste scelte illusorie ed effimere. E quindi oggi siamo, diremmo, uno spazio aperto della comunità e per la comunità, ecco, rispetto un po' a tutte le difficoltà esistenziali e i bisogni esistenziali della nostra comunità. Grazie a tutti, mille, buon lavoro e vi auguro un buon esito, ecco, per gli obiettivi che ha questa settimana. Grazie a lei per il suo saluto e la sua testimonianza, ed ora abbiamo un saluto anche dalla dottoressa Arianna Camporese, dirigente medico-psichiatra, responsabile del progetto Cambio Gioco e di questa intera settimana dal titolo Siamo tutti in gioco. Grazie dottoressa per essere qui e per aver promosso questa iniziativa. Grazie, buonasera a tutti. Noi come Dipartimento Dipendenze lavoriamo appunto con 5 ambulatori sul nostro territorio per la cura, la prevenzione, la riabilitazione nel campo del gioco d'azzardo. Questa sera abbiamo degli ospiti illustri, importanti anche da un punto di vista scientifico, e ci parleranno di giovani. Noi nel nostro territorio, nel nostro dipartimento più che nel nostro territorio, abbiamo in carico 360 giovani in generale, non solo che hanno problemi di gioco, e sappiamo purtroppo che è una piccola parte rispetto alle persone che in realtà avrebbero bisogno di un aiuto. Per cui il tema ci è molto caro, perché dobbiamo capire come intercettare tutta la fascia giovanile che invece non arriva ai nostri ambulatori. Per cui sono molto curiosa e lascio la parola ai relatori in modo tale che così possano arricchire le nostre conoscenze. Buonasera e grazie. Grazie a lei dottoressa Camporese, grazie per aver introdotto questa serata, una serata il cui titolo è La lotta al gioco d'azzardo parte dai giovani. Per affrontare questo argomento abbiamo con noi la dottoressa Daniela Capitanucci, che è in videocollegamento, e in presenza il dottor Maurizio Fiasco. Li ringraziamo entrambi di cuore per aver aderito a questa iniziativa, per la loro presenza e la loro disponibilità. Di cosa parleremo questa sera? Parleremo di videogiochi, per esempio, che oggi compongono la quota preponderante del gaming, ma richiedono un collegamento web, ovvero si praticano in streaming e tendono ad assorbire molte ore della giornata, tanto di un bambino quanto di un adolescente o di un adulto.
Questo campo della produzione industriale di intrattenimenti, veicolati da una tecnologia particolarmente sofisticata, ha raggiunto dimensioni veramente molto estese e si è evoluto mutuando procedure di attrazione e sistemi di fidelizzazione delle persone del tutto similari a quelle del gioco d'azzardo, quindi del gambling. Quindi parleremo di questo passaggio dal gaming al gambling, che è già stato toccato in altri incontri di questa settimana, ma che questa sera appunto verrà approfondito grazie alla competenza dei nostri relatori. Relatori che vi presento: la dottoressa Daniela Capitanucci è psicologa, psicoterapeuta, presidente e socia fondatrice di AND, Azzardo e Nuove Dipendenze, è autrice di pubblicazioni sul tema del disturbo da gioco d'azzardo, è stata docente a contratto di psicologia sociale presso l'Università dell'Insubria e componente titolare dell'Osservatorio per il contrasto del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave presso il Ministero della Salute. Si occupa di studio dei modelli organizzativi per la presa in carico clinica della persona affetta di disturbo da gioco d'azzardo e dei suoi familiari in un'ottica multidisciplinare integrata. Buonasera dottoressa, grazie per essere con noi. Il dottor... Grazie a voi per l'invito. Grazie mille. Il dottor Maurizio Fiasco è laureato in filosofia, sociologo, svolge ricerca, formazione e consulenza di direzione su sicurezza pubblica, amministrazione locale e fenomeni socio-economici, quali il gioco d'azzardo, l'usura e la criminalità economica. Con motu proprio, nel 2015 il capo dello Stato Sergio Mattarella lo ha insignito del titolo di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, cito testualmente, per la sua attività di studio e ricerca su fenomeni quali il gioco d'azzardo e l'usura di grave impatto sulla dimensione individuale e sociale. Il dottor Maurizio Fiasco è stato consulente della Commissione parlamentare antimafia, ha presieduto l'associazione scientifica ALEA e fa parte dell'Osservatorio sul contrasto al gioco d'azzardo e alla dipendenza grave presso il Ministero della Salute. Quindi veramente, come ha detto la dottoressa Camporese, due ospiti di eccezione che ci aiuteranno ad affrontare il tema di questa serata. Prima di passare la parola però ai nostri relatori, vi ricordiamo che potete porre le vostre domande e presentare i vostri commenti alla serata attraverso i canali social che sono stati citati precedentemente, oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al numero che vedete comparire in sovraimpressione. Al termine della relazione dei nostri ospiti daremo lettura quindi dei vostri contributi da casa. Lascio quindi la parola alla dottoressa Daniela Capitanucci e al dottor Maurizio Fiasco e auguro buon incontro a tutti voi che ci seguite. Prego, dottoressa. Ora, io sono partita dal titolo di questa serata, che è stato un po' messo come un'affermazione, ma che mi piacerebbe porre come una domanda. Perché dire in affermativo la lotta al gioco d'azzardo parte dai giovani, oppure dire la lotta al gioco d'azzardo parte dai giovani, è qualcosa di molto, molto diverso. Allora, intanto il gioco d'azzardo oggi ancora rappresenta nei timori di un genitore un evento rischioso residuale. Molto spesso quando incontriamo i genitori appunto ci descrivono preoccupazioni inerenti al possibile consumo di sostanze, al possibile uso di comportamenti a rischio piuttosto che di alta velocità. Il gioco d'azzardo sembra quasi non esistere nel panorama delle preoccupazioni dei genitori. E questo è un primo elemento di riflessione, perché in realtà, e poi lo vedremo, i dati dell'Istituto Superiore di Sanità impongono una riflessione molto accurata. Il fatto che il gioco d'azzardo sia vietato per legge in Italia ai minorenni non significa che il gioco d'azzardo non sia praticato dai minori. E in qualche modo c'è un collegamento tra
i minori che giocano d'azzardo e la cultura del gioco d'azzardo tra gli adulti, che in qualche modo crea un humus, crea un substrato su cui poi dopo si innesta anche il gioco dei ragazzi. Quindi la mia prospettiva è che parlare di gioco d'azzardo e parlare di lotta al gioco d'azzardo deve tornare ad essere un tema trattato a partire dagli adulti. E qui sono contenta che parliamo anche a adulti che hanno ruoli e funzioni educative, quindi possono essere insegnanti, genitori, educatori, ma abbiamo anche adulti che sono in una funzione di controllo, per cui penso ad esempio a tutte le forze dell'ordine, fino ad arrivare ad adulti che rivestono dei ruoli politici, sia a livello locale ma anche a livello nazionale. Quindi partire dagli adulti nel ribaltare il nostro titolo per lottare efficacemente contro il gioco d'azzardo, evidentemente significa richiamare ciascuno di questi adulti e di queste figure educative alla propria responsabilità, ciascuno nel proprio ruolo di guida, di buon padre di famiglia e nel proprio ruolo protettivo. Ecco, io credo che spesso i nostri giovani, i nostri adolescenti sono investiti di responsabilità e di compiti che fino a un certo punto li riguardano e che forse sono anche più grossi di loro, perché l'adulto è più fragile, ha perso una funzione marcata sul piano educativo, ma credo che sul tema gioco d'azzardo, ecco, non possiamo lasciarlo sulle spalle dei ragazzi e dei minori. Andiamo a vedere perché questo può avere un senso. Perché nella misura in cui io mi confronto come giovane con un consumo pervasivo di gioco d'azzardo nel mio territorio, nel mio mondo di vita, e mi confronto anche con adulti che praticano questo comportamento, e adesso vedremo con le slide che riassumono, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, quante sono le persone che giocano d'azzardo. E badate, stiamo parlando di persone che giocano non soltanto in modo problematico o in modo patologico, qui stiamo anche osservando quei comportamenti che ancora non sono all'attenzione dei servizi di cura, quindi quello che qualcuno chiama il gioco sociale, il gioco d'azzardo ludico, il gioco controllato, il gioco responsabile. Ma anche questa tipologia di consumo può avere degli effetti. Allora, guardiamo un istante che cosa ci dice l'Istituto Superiore di Sanità. È una cosa importante, uno studio che è stato fatto a cavallo del 2019-2018 e a proposito di questa diffusione l'Istituto Superiore di Sanità ci dice che in Italia giocano nell'arco di un anno il 36% della popolazione, quindi vuol dire circa un adulto su 3. Dottoressa, mi perdoni, sì? le chiediamo se è possibile di espandere la presentazione per far vedere meglio ecco, il si vede meglio? Molto bene, grazie. Perfetto. Dicevamo, quindi gli adulti sono una certa fetta, circa 1 su 3, che non è poco, ma anche i minorenni che teoricamente, dicevamo per questioni di legge, non dovrebbero poter giocare, quindi teoricamente questa cifra dovrebbe essere pari a 0, sono il 29,2%. Quindi anche loro un pochino meno di 1 su 3.
E questo è un dato da attenzionare. Non stupisce, perché se io sono un ragazzo, un giovane che vivo con qualcuno che ha un comportamento di gioco, evidentemente questo tipo di apprendimento, e lo riprenderemo dopo, può essere, come dire, naturale, spontaneo. Ricordiamoci che una forma di apprendimento importante ce l'abbiamo con il modellamento dei nostri comportamenti, e poi vedremo anche questo. Ma stiamo un attimo sui dati. Una cosa importante, vedete in blu sono le fette delle persone che giocano, quel famoso 36,4%, e vedete che ci sono un picco di giocatori, stiamo parlando degli adulti, che manifestano un problema di gioco, e sono il 3%, quindi circa 1.500.000 adulti, e questo 1.500.000 adulti vive in una famiglia dove anche gli altri sono coinvolti e impattati nei danni che conseguono il suo comportamento. Bisogna stare attenti, perché anche i giocatori che l'Istituto Superiore di Sanità ha rilevato giocare con un rischio moderato, il 2,8%, oppure a basso rischio, il 4,1%, comunque provocano delle modificazioni all'interno dei loro nuclei familiari, e queste modificazioni sono assolutamente percepibili anche dai ragazzi. Quindi quando arriviamo poi ai giovani e ai ragazzi, ecco che vedete come i dati sono abbastanza preoccupanti, perché non solo c'è una media del 29,2% a livello italiano, devo dire in Veneto e in Emilia-Romagna è un po' più bassa, intorno al 20%, quindi questo in qualche modo è una buona notizia per chi vive in queste regioni, però comunque un ragazzo su 5 è sempre minorenne, ed è sempre 1 su 5 che non dovrebbe giocare. Ecco, la cosa che a me ha molto colpito di questa ricerca è che se è pensabile che il 35% dei ragazzi di 17 anni possa essere difficilmente distinguibile, perché sono a coté dei 18 anni, quindi un esercente, un barista, se non si mette a fare il controllo stretto dei documenti, può non essere, come dire, nell'immediata possibilità di identificare ragazzi che sono quasi maggiorenni, magari sono tutti in gruppo e quindi in questo gruppo possono esserci maggiorenni e minorenni, però vedete che il dato sui 14enni, io credo che un 14enne si distingue bene da un 17enne, è un 24%, per cui 1 su 4 è un dato allarmante. Quindi vuol dire, e torno al nostro titolo, che in realtà c'è una funzione adulta di responsabilità, di protezione, di tutela nei confronti di questi minori che non viene accuratamente esercitata. E quindi che cosa deriva da questo? Dicevamo, questi sono i dati che ci dicono che i giocatori minorenni che giocano non solo hanno giocato, ma vedete che più o meno nelle stesse percentuali degli adulti manifestano un problema con i loro comportamenti di gioco. E questo è critico, perché evidentemente ci sono, a causa del gioco eccessivo di questi giovani, dei risvolti negativi sulle loro vite, per cui non solo sull'aspetto finanziario, che di solito è quello che maggiormente colpisce tra gli adulti, ma anche su l'aspetto relazionale, l'aspetto degli studi, l'aspetto dell'investimento sul proprio futuro e sulla propria carriera. E quindi ecco, come dire,
il gioco d'azzardo tra i giovani rischia di essere una variabile molto perturbante anche di percorsi di vita successivi. Questo non andremo a vederlo, quindi interrompo per ora la condivisione. E dicevo, le conseguenze sono importanti e questa contiguità tra ambiti di vita che frequenta il ragazzo e il gioco d'azzardo poi dei ragazzi è assolutamente da attenzionare. Le ricerche dicono in realtà che si deve partire molto presto perché in realtà spesso chi ha giocato d'azzardo non è tanto o non solo come si pensa che ha cominciato a giocare con il suo gruppo dei pari, quindi con i coetanei, con gli amici minorenni o appena maggiorenni, ma, e questo è stata una sorpresa, ma fino a un certo punto, ha appreso il comportamento di gioco d'azzardo all'interno delle famiglie. Quindi un nonno, un genitore che magari ha un comportamento di gioco d'azzardo ancora nei limiti, ancora socialmente accettabile, può, come dire, con il suo comportamento creare un contesto dove il minore, che ha diversi strumenti per poter comprendere questo tipo di comportamento, in realtà poi viene impattato. È chiaro che, e qui mostro un bel video, questo sembra quasi evidente, eppure forse evidente non lo è, perché se no forse faremmo qualcosa. Chiudo queste slide di prima e vi mostro questo breve filmato che si riferisce ad altre forme di comportamento, ma che possiamo assolutamente parametrare anche sul comportamento del gioco d'azzardo. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back then? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. You don't know anything to me. Ecco, quindi il mio pensiero è che non possiamo pensare di fare una lotta efficace al gioco d'azzardo rivolta ai giovani senza prendere in considerazione anche il consumo degli adulti e che cosa questo consumo va a modificare in termini di quotidianità e di legami e di relazioni. Quindi che fare? Ma a me sono venuti in mente sostanzialmente 3 punti, questi sono quelli fondamentali e mi avvio alle conclusioni ed è chiaro che potremmo anche aggiungerne degli altri, però io credo proprio per tutte le cose che ci siamo detti che bisognerebbe porci 3 obiettivi. Intanto ridurre il consumo di gioco d'azzardo, ma a partire dal consumo degli adulti, perché come abbiamo visto il modeling, il modellamento dei comportamenti inizia molto molto prima della preadolescenza e dell'adolescenza. Quindi vivere a contatto con degli adulti che giocano d'azzardo è evidentemente un fattore di rischio di per sé per un bambino che poi diventa preadolescente, poi diventa adolescente, giovane adulto. Il secondo pensiero, il secondo obiettivo
e che forse per operare questo cambiamento che diventa necessario, visti i dati di prevalenza che ci ha prospettato l'Istituto Superiore di Sanità, è che bisogna recuperare una visione del gioco d'azzardo come disvalore. È il caso che consente di avere un successo, perché l'azzardo alla fine, le vincite sono basate sul caso, non certo sull'abilità. E quindi anche laddove ci sono inseriti degli elementi di apparente abilità, chi si occupa di gioco d'azzardo sa che in realtà pigiare un tasto piuttosto che grattare un tagliando, piuttosto che studiare quelli che sono stati gli esiti delle partite precedenti per porre una scommessa, sono veramente degli elementi irrilevanti rispetto alla propria possibilità di aumentare le possibilità di vincere. E infine credo che in modo più allargato, proprio per uscire da questa rischiosa pervasività del caso che determina le vite delle persone, quindi l'azzardo come stile di vita, bisogna un po' forse tornare a porsi l'obiettivo di offrire una prospettiva di futuro concreta, che vuol dire gli adulti e solo loro dovrebbero assumersi queste responsabilità e modificare politiche, orientamenti e prassi per dare le basi di questo tipo di cambiamento che diventa molto urgente e molto necessario. È più facile a dirsi che a farsi, ma solo un movimento dal basso probabilmente di comprensione, e benvengano le settimane di sensibilizzazione anche proprio di persone che pensano che il gioco d'azzardo non li riguardi. Ecco, in realtà il gioco d'azzardo riguarda tutti per questo motivo, perché la trasformazione culturale su cui si è poggiato questo fenomeno è qualcosa che davvero coinvolge non solo le generazioni attuali, ma anche le generazioni future. E io mi fermo qua. Grazie dottoressa, spero che le arrivi l'applauso dalla sala. Grazie per il suo intervento, grazie per aver posto l'accento giusto sul titolo di questo incontro, perché appunto l'intenzione non è di responsabilizzare i giovani a contrastare il gioco d'azzardo, ma di responsabilizzare noi adulti a contrastare il gioco d'azzardo guardando ai giovani in modo diverso, compreso l'importante tema dell'esempio che lei ci ha testimoniato e sottolineato anche con questo interessante e molto efficace video. Bene, lascio quindi la parola al dottor Fiasco, che è qui con noi per arricchire ulteriormente il tema della serata. Prego, dottore. Sì. Tanto preparo qui lo strumento e poi... Allora, grazie per l'invito e dico subito che è stata l'occasione per andare avanti su un cantiere, ahimè, iniziato, aperto personalmente molto tardi, pur essendomi occupato ormai di questa questione dalla fine degli anni 90. Il cantiere sul quale mi propongo, insieme ai colleghi, di procedere molto velocemente è questo nuovo scenario del progetto industriale che riguarda una diversa e molto più aggressiva classe di videogiochi che l'industria ha preparato, predisposto e venduto e continua a vendere a tutte le fasce d'età, dalla più tenera infanzia fino agli adulti. Come è sorta questa attenzione? Qui mi faccio un'autocritica. L'attenzione è sorta quando a far partire un alert è stato l'introduzione del denaro come veicolo per la prosecuzione del gioco, non stiamo parlando del gioco d'azzardo propriamente detto, ma di un gioco, anche questo industriale, rivolto all'interno di un apparato iconografico, sonoro,
visuale, di luci, eccetera, rivolto a tutte le fasce d'età, senza che siano state predisposte neanche ombre di normative che valgano a prevenire e ad impedire degli esiti che adesso vedremo sono abbastanza sconcertanti. Cioè parlerò della convergenza da due ambienti industriali che hanno incrociato e si propongono sempre di più di sviluppare il loro business. L'ambiente dell'industria del gioco d'azzardo propriamente detto, cioè quello che prospetta la gratificazione dalla vincita del denaro, e quello del gaming, cioè del videogioco interattivo sulla nuvola, sul cloud a distanza, che si presenta con nuove versioni che prevalgono nettamente. Cosa ha fatto accostare queste due fenomenologie? Beh, da una parte il passaggio velocissimo, accelerato dalla pandemia, del gioco d'azzardo propriamente detto verso le modalità digitali e a distanza online, cioè l'alfabetizzazione digitale che tutti i popoli hanno conosciuto e hanno beneficiato nei 2 anni della pandemia e da una parte ha reso possibile la prosecuzione di funzioni essenziali della vita sociale, della vita privata, l'accesso ai servizi, pensiamo alla pubblica amministrazione, eccetera, però dall'altra parte ha abbassato la soglia di ingresso nel gioco d'azzardo a categorie, fasce. C'è anche un problema di differenza di genere, cioè ha agevolato anche la diffusione del gioco d'azzardo online alle donne. E questo grafico che si vede qui lo dice in maniera chiarissima, cioè la linea tratteggiata ocra è la linea dell'andamento del gioco d'azzardo online dal 2015 al 2021. Come vedete nel 2020 c'è il lockdown, nel 2021 c'è il picco e nel 2022, quando finalmente ci verranno resi noti i dati, si parla di un ulteriore balzo, si parla di 70 miliardi giocati online. La linea blu invece è quello del gioco distribuito sul territorio, nei bar, nelle sale, insomma in tutti i punti fisicamente visibili, che è in ripresa nel 2021, è in ripresa nel 2022, eccetera. Però io mi concentrerei sull'aspetto del digitale, dell'online. Allora, l'accelerazione del gioco d'azzardo sul web della pandemia, qui vedete un po' riportate le quantità, va posta in correlazione a che cosa? Ad una accelerazione del mutamento del gaming. Allora, questo termine, 2 parole su questo termine. Gaming è il gioco interattivo, non il gioco agonistico come potrebbe essere il playing, cioè il gioco sportivo, eccetera. È un gioco di simulazione, un gioco di abilità che avviene con il supporto di una tecnologia. Dagli anni 70 le società dell'azzardo hanno teso a sostituire il lemma più appropriato, che è quello del gambling, cioè del gioco d'azzardo, con il lemma gaming. Ma oggi con l'online la confusione semantica, la confusione di significati ha una valenza in più. Perché? Perché le due forme convergono, perché raccolgono entrambe denaro, entrambe sono orientate alla raccolta del denaro. Come? Allora, tanto diciamo che il settore del gaming ha avuto un'esplosione e continua a essere il ramo principale dell'industria dell'intrattenimento e dello spettacolo, e questo non da oggi, da sempre. Poi non ci sono riserve per i minori, si può accedere tranquillamente senza violare nessuna regola da parte dei minori.
Perché gli attuali videogiochi sono monetizzati, mentre nel gambling il denaro è lo scopo, è la motivazione, la ricompensa, la gratificazione viene prospettata con la possibilità di incamerare del denaro. Nel gaming il denaro entra perché occorre versare del denaro per proseguire nel gioco. Vabbè, e questo può sembrare scontato. No, perché al versamento del denaro non corrisponde la corresponsione di un mezzo, di uno strumento, di un valore pari o equivalente al denaro che si versa. No, è una cosa diversa, perché la possibilità di proseguire nei games è legata al caso, cioè è legata al fatto che attraverso del denaro tu acquisti delle possibilità di avanzamento nell'esperienza se in una estrazione a sorte escono crediti di gioco, punti di gioco o strumenti che rendono più performante il gioco. Ecco allora che qui l'autocritica che mi faccio, ma penso che possa valere anche per tanti altri colleghi, che ci siamo allarmati solo quando i videogame hanno esplicitamente adottato l'ingresso del denaro come nei giochi d'azzardo digitali già conosciuti. E quindi sono stati proprio i videogames a spingere ulteriormente all'allargamento dei giochi d'azzardo sul cloud, cioè si è creata una perversa sinergia e noi siamo obbligati ad approfondire se vogliamo essere all'altezza, trovando un paradigma che ci consenta di spiegare quello che accade. Allora, non è inutile dire che i videogame hanno una storia di molti decenni, sono una combinazione che ha avuto una infinita varietà, c'è un fatturato che cresce sempre di più e lo sviluppo delle tecnologie ha consentito di ridurre anche fisicamente le dimensioni dei supporti per partecipare a questo tipo di intrattenimento e si arriva alla modalità che oggi prevale, che è quella del mobile o del mobile, diciamo che è inutile storpiamo le parole latine e le pronunciamo con l'accento inglese, cioè con lo smartphone che da 3 a 107 anni tutti hanno in tasca. Quindi praticamente va a coordinarsi con i nostri bioritmi, va a coordinarsi con il flusso di dati che costantemente noi rilasciamo alle grandi piattaforme, alle major del digitale, che sanno di noi molto di più di quello che noi sappiamo di noi stessi, sulle nostre inclinazioni, sulle nostre stimolazioni, sulle vicende che attraversiamo nella vita, sui luoghi che frequentiamo, sugli incontri che facciamo, sui cluster, cioè sui gruppi omogenei o analoghi con cui abbiamo in comune delle variabili. Non so se qui parte l'audio, volevo farvi vedere un esempio, ma diciamo già questo è superato, di una combinazione di si è inchiodato, no, di promozione del divertimento, insomma di un copione di gioco verso i giovani. Questo era un reality show che è andato in onda qualche anno fa. Vediamo. I casting per il reality show La Casa degli Assi sono terminati. In migliaia hanno partecipato. Solo pochi fortunati sono stati scelti. Ma puoi ancora conquistare il tuo posto nella casa per provare ad aggiudicarti 50.000 euro in gettoni d'oro. Visita il sito lacasadegliassi.it per scoprire come fare. Prova a qualificarti ora gratuitamente su pokerstars.it. Il gioco vietato in Londra può causare dipendenza patologica.
Vediamo un po' se si riesce ad andare avanti. Allora, che cosa è accaduto? Praticamente veniva mostrato un copione molto simile a quello di tanti reality show in cui viene fatto il casting, eccetera, per andare a fare prove fisiche di abilità, eccetera, in un resort vicino a Marrakech. E questo veniva presentato come modello. Poi però c'è il passaggio successivo, vediamo se parte o non parte. Sì. Benvenuti alla Casa degli Assi, il primo talent sul Texas Hold'em in Italia. In una splendida villa in Marocco per 5 settimane, i nostri concorrenti si affronteranno ogni giorno in emozionanti partite di poker e in altre prove fisiche e mentali. Alla fine dei giochi solo uno di loro, il migliore, vincerà il premio di 50.000 euro in gettoni d'oro. Quindi abilità, sfida, eccetera, e azzardo naturalmente. Quindi una confusione tra Alea e Agon. Se desideri partecipare come concorrente al programma, collegati al sito lacasadegliassi.it, scarica il software cliccando su Inizia e quindi sul pulsante rosso Gioca Poker. Una volta terminato il download, installa il software e completa il processo di iscrizione. Puoi trovare i tornei di qualificazione in programma 3 volte al giorno alla voce Eventi La Casa degli Assi. Non perdere l'occasione di diventare uno dei protagonisti dello show. Visita il sito lacasadegliassi.it. Se desideri... Allora, questo che abbiamo visto è il succedaneo che viene diffuso al grande pubblico, che non è i fortunati selezionati per andare nel resort, per nuotare, darsi il contegno e tutto il corredo che è necessario. Nei giochi che stanno avendo un successo pazzesco, ripeto, il denaro c'entra. C'entra il denaro non solo per acquisto di un equivalente a quello che viene reso necessario per proseguire il gioco, ma per l'acquisto di che cosa? Questo denaro viene puntato per poi trovare dentro scatole, dentro contenitori, la possibilità di andare avanti avendo non solo crediti che consentono di salire di livello, ma di avere anche gli strumenti più performanti nelle sfide che vengono ingaggiate. E gli adolescenti nella loro cameretta di casa o di gruppo si eccitano non tanto per il risultato che è stato raggiunto nell'abilità fisica, mentale e strategica, ma per la sorpresa che hanno trovato dentro la loot box, dentro la scatola. Guardate qui, guardate che tipo di reazione hanno quando nella scatola c'è Messi, il grande campione, Beniamino, vediamo un po' come si... E qui si va avanti, adesso come si fa ad andare avanti? Vi skal faktisk skynde os. Ecco. Ej, vi fik en! Lewandowski! Let's go! Første Tivoli her. Bang, mand! Let's go! I en 3. Var det 3 plus? Ej, hvor er det fedt. Ej, hvor er det en kedelig animation. De har jo slet ikke prøvet. De har ikke engang prøvet. Som I slet ikke. De har bare kigget. Vi gør den bare blå. Lewandowski! Ej, jeg troede. Cioè la soddisfazione non è... Vediamo un po' se riesco a fermarlo. Siamo usciti. Messi worked! Come funziona? Come si esce da questo loop? Let's go! Let's go! Let's fucking go! Let's go! 81 plus! Ah, ok, bisognava... Allora, cosa ci dicono questi filmati? Che il godimento non è tanto nel condurre il torneo di calcio e vincerlo. Il godimento sta nella sorpresa dopo aver puntato del denaro per acquistare a scatola chiusa, come il gioco dei pacchi che la RAI riproporrà prossimamente. Perché questo? E qui c'è un collega che voglio pubblicamente ringraziare, che
ha compiuto anni fa, in tempi non sospetti, delle ricerche sperimentali di cui noi non abbiamo capito fino in fondo il grande valore. Il collega si chiama Gianni Savron, è uno psichiatra, fa parte di ALE anche lui, che aveva colto come la ricompensa dal caso per i bambini, per gli adolescenti, per i giovani adulti è più potente, dà più piacere della ricompensa ottenuta dall'abilità. È un approdo interessante, perché questo ci costringe a cambiare completamente l'approccio cognitivo al tema del gioco d'azzardo. Cioè lui, sperimentando con 1200, facendo delle simulazioni con 1200 tra bambini e adolescenti, ha colto che dalla relazionalità per il risultato che si ottiene con una preparazione, quindi con una disciplina, con una competizione legata all'abilità, il godimento che deriva al giovane è un godimento in solitario per l'esito, per un premio che deriva dal caso, dalla fortuna, è molto più forte. E l'industria naturalmente che cosa ha fatto? Ha elaborato procedure e dispositivi per coinvolgere e fidelizzare, e noi dobbiamo studiare tutto questo. Quindi quando dobbiamo studiarlo qui cercando di varcare una soglia di accesso al tema che per noi è difficile, perché se per il gioco d'azzardo propriamente detto noi avevamo comunque la padronanza di riferimenti letterari, di studi, di approfondimenti già disponibili, qui la soglia per entrare nel tema è data dal fatto che occorre conoscere almeno gli aspetti essenziali della struttura della tecnologia. Allora, psicoterapeuti, psichiatri, sociologi, forse i sociologi sono un po' più prezzemolo, quindi riescono anche a mettersi anche su questa partita rispetto agli altri. Cioè, se non comprendi l'architettura del progetto industriale, è vero ancor prima, cioè per il gioco d'azzardo. Se il gioco d'azzardo non lo riportiamo alla sua progettazione industriale, ci sfuggono tante facce di un prisma di una costruzione nella quale, pur stando nel regno della fortuna, niente è lasciato non determinato. Cioè tutto è determinato in maniera molto rigida all'interno di una progettazione di dettaglio che incorpora i risultati di un complesso di discipline scientifiche, da quelle più propriamente tecniche, degli algoritmi, della matematica, delle probabilità, fino alla psicologia della percezione, le neuroscienze, la fisiologia e altre cose. Qui il tema è ancora più complesso. E qual è l'elemento attorno al quale, non so se mi restano pochi minuti, dovremmo concentrarci? I vecchi videogiochi che noi pensavamo di conoscere, e in parte conoscevamo, tant'è che la nostra impressione, la nostra opinione sul tema è molto datata, di una stagione che non c'è più, che è finita. I vecchi videogiochi erano la trasposizione sulle varie console, sulle piattaforme, eccetera, di narrazioni prodotte in gran parte dall'industria cinematografica. Comunque c'era una parabola, c'era un inizio e una fine, c'era una storia, il giocatore superava i livelli successivi sostenendo delle prove, mettendo a punto la propria abilità, la propria reattività, la propria perspicacia, la propria istintualità, e il gioco aveva un inizio e una fine. La gratificazione consisteva nell'arrivare al termine di una sfida. Gli attuali videogiochi sono un'esperienza senza un inizio e senza una fine.
esattamente come nel gioco d'azzardo. Sono delle forme che per proseguire bisogna immettere dei soldi, ricaricare o acquistare strumenti di gioco virtuali, e la gratificazione è data proprio dalla scoperta di quello che trovo acquistando, come un biglietto di lotteria, come una scommessa, come una slot machine. Cioè la gratificazione deriva non dal risultato, ma deriva dall'incertezza, dal caso, perché dà più piacere, dà più sistema. Questa procedura è rigidamente e creativamente irregimentata dentro una progettazione industriale che fa in modo che il giocatore non potrà mai sperimentare ogni parte del gioco, non potrà mai arrivare a una conclusione. Se si vuole giocare virtualmente, occorre comprare 2 piattaforme, 2 versioni, duplicando i prodotti, quindi con un modello di business che raggiungerà volumi sempre crescenti. Quindi una nuova addiction, o meglio, una addiction parallela, una addiction familiare con quella del gioco d'azzardo, ma con una grossa differenza, che nel gioco d'azzardo, almeno formalmente, c'è una riserva di interdizione ai minori. In quest'altra forma di addiction non c'è nessuna misura di tutela della persona. Misure di tutela che si stanno studiando in campo internazionale, il Belgio ci sta provando, l'Olanda ci sta provando, la Nuova Zelanda ha legiferato, c'è una commissione nel Regno Unito che ha evidenziato la similarità tra questo gaming e il gioco d'azzardo, ci sono sanzioni pesantissime, una di 520 milioni di dollari che è stata irrogata alla società produttrice di uno di questi giochi, Fortnite, negli Stati Uniti d'America, ma ancora è un tema più di tutela dei consumatori che non della persona. Mi avvio a concludere. Qui il rischio è quello di una realtà è quello di una confisca dell'infanzia, di un'espropriazione del futuro della persona, proprio perché, per restare al gioco vero, diceva Friedrich Nietzsche, la maturità dell'uomo significa aver ritrovato la serietà che si metteva nel gioco da bambini. E l'anno scorso, che è stato il centenario della nascita di Mario Lodi ci avvertiva che da grandi siamo i giochi che abbiamo giocato da piccoli, cioè l'apprendimento, la maturazione, l'esperienza di sé, la costruzione di un'idea della vita, l'apprendimento della responsabilità, della serietà, della gratuità che abbiamo avuto nelle stagioni dell'infanzia e dell'adolescenza connoteranno la nostra identità stabile, la nostra identità che si protrae per molti anni. Ecco, i giochi che abbiamo giocato da piccoli, se sono i giochi della incompiutezza, se sono i giochi che non concludono una narrazione, se sono i giochi della gratificazione amministrata dal progetto industriale, certamente si apre uno scenario inquietante. Voglio concludere con... vabbè, ci sono delle cose anche interessanti. Voglio concludere con una notazione. Dal gennaio del 2022 l'Italia avrebbe dovuto recepire l'ICD 12, che è stato definito nella conferenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di Istanbul, nel quale è stato codificato un quadro minimo di definizione del gaming disorder, dove molti dei fattori, molte delle condizioni che possono dar luogo a questa diagnosi sono sovrapponibili con quella del gambling disorder. Questo
questa nuova definizione non è stata ancora recepita dal nostro governo, dal nostro Parlamento, e di conseguenza non è neanche partita la predisposizione e di un quadro normativo e anche di un'attenzione da parte delle varie professionalità che sono implicate, no? Gli educatori, gli adulti significativi, i genitori, i clinici, ovviamente i servizi per un'attività di prevenzione. È uno scenario che obbliga ogni professionalità a uscire dai propri confini e questo ci destabilizza, perché tutte le volte che noi dobbiamo occuparci di cose per le quali non ci siamo preparati, chiaramente ci sentiamo spiazzati. E quindi che cosa significa? Significa che un clinico si deve occupare anche di progettazione industriale, si deve occupare anche degli algoritmi, della tecnologia con cui sono organizzate le procedure di fidelizzazione fino alla dipendenza del gambling e del gaming, dovrà occuparsi di questioni giuridico-istituzionali, eccetera. Un sociologo dovrà fare lo stesso, entrare dentro lo spazio della professionalità del clinico, un ingegnere del software altrettanto. Cioè bisogna costruire un ambiente, e concludo con questo, un ambiente di molte professionalità che consenta di ricomporre il prisma, cioè di assemblare le varie facce, perché altrimenti un uso contro l'uomo della scienza è sempre in agguato. Una curiosità, Skinner, il più grande teorico, psicologo sociale del comportamentismo, inizia la sua opera principale, Science and Human Behavior, con la citazione di un gesuita, Francesco Lana de Terzi, che io non sapevo, è stato il fondatore della fisica della navigazione aerea. Nel XVII secolo questo gesuita riuscì, che era tra l'altro sordomuto, riuscì a immaginare la possibilità per l'uomo di arrivare a navigare nell'aria, nel cielo. E quindi comincia a fare una serie di calcoli e vede che era una prospettiva effettivamente realizzata e ne fu inorridito, tant'è che scrive, riportato da Skinner, dice, Dio non potrà mai accettare l'invenzione della navigazione nell'aria per le conseguenze che potrebbe avere sul governo civile dell'uomo, perché se questa navigazione si dovesse realizzare, nessuna città sarà più sicura dagli attacchi, dal momento che una nave potrà sganciare una bomba su di essa, i soldati discendere direttamente oltre le mura, compiere saccheggi, uccidere esseri umani, bruciare con palle di fuoco. Aveva immaginato i bombardamenti a tappeto. Non ci sarà nessun luogo, castello, edificio, città che potrà essere al sicuro. Dice Skinner, padre Francesco Lana de Terzi aveva esattamente individuato il nodo etico-politico dello scienziato, il dilemma della scienza che può agire per l'uomo e può agire contro l'uomo. Il problema vero rimane quello delle regole, del governo civile e della funzione della democrazia nel impedire l'incorporazione selvaggia dei risultati delle scienze, di tutte le scienze utilizzabili nel progetto industriale, ai fini di un nuovo asservimento dell'uomo alla logica del profitto che naturalmente distrugge il soggetto e impedisce la realizzazione di quelle promesse di libertà che un regime democratico ha scritto nella sua Carta fondamentale. Grazie mille, dottor Fiasco. Io giro immediatamente la parola alla dottoressa Emilia Serra, che è collegata con noi per un breve commento oppure per rivolgere una prima domanda ai nostri relatori. Dottoressa è collegata? Sì, mi sentite? Eccola, adesso la vediamo ecco. anche. Ecco. Bene. Bene.
Allora, sì, intanto ringrazio i due relatori per i loro spunti, che erano vari e che hanno anche, credo a mio parere, un punto di convergenza. Parto un po' da quello che aveva sottolineato la Capitanucci, quando dice per i genitori in genere è una preoccupazione residuale quella del gioco d'azzardo, no? Nella mia esperienza anche come operatore ULS ho visto che è una preoccupazione residuale anche nei docenti in genere, anche i docenti di scuola secondaria, nel senso che mi stavo proprio chiedendo, e giro quindi anche un po' la domanda, probabilmente questi adulti, ci siamo forse anche noi, intendono ancora come gioco, come dire, la vecchia immagine dell'azzardo, nel senso che nella funzione più evoluta, forse oggi si pensa alla slot, alla VLT, che in realtà attira molto di più la classe media che non i giovani. I giovani sappiamo che sono molto più attratti dalle scommesse sportive come azzardo vero e proprio. Però non so, e anche le ragazze dai Gratta e Vinci, ma non so quanto questo appunto crei allarme negli adulti, quindi mi chiedevo, forse c'è anche da sensibilizzare sicuramente su questo gli adulti, specialmente gli adulti educatori. E l'altro tema che lei aveva toccato, ma che ha un po' ripreso anche le note di Fiasco, era la questione del disvalore. E quindi che allora anche Fiasco diceva in realtà il piacere è dato più dal caso che non dall'abilità, e anche lì c'è un'osservazione quanto effettivamente le scorciatoie che offrono poi le loot boxes per salire di livello, per andare avanti, proseguire nel gioco, in realtà insegnano appunto a evitare la fatica, no? Che è sempre dispendiosa per tutti, e a cercare appunto tramite la sorte, il caso, affidarsi a questo piuttosto che all'impegno, all'addizione. L'altra domanda che un po' vorrei porre anche a entrambi era quindi quali segni, se volete, anche debbano osservare i genitori, perché le loot box, tranne in alcuni casi eccezionali, sappiamo che in realtà chiedono poco denaro e quindi non è tanto il dispendio economico forse che può lanciare, come dire, può essere un segnale di preoccupazione, ma quanto piuttosto bisognerebbe forse osservare che cosa fanno i figli, gli studenti quando giocano, perché credo che buona parte degli adulti, se non sono giocatori a loro volta, non sanno neanche che esistono le scatole sorpresa. E ultimissima cosa, appunto, quanto, e questo Fiasco prima parlava del progetto industriale, no? Di questa convergenza tra i due mondi. Mi veniva in mente il gioco online, il Crazy Time, non so se lo conoscete, che in realtà lì c'è proprio una fusione tra il videogioco, quello che erano addirittura le trasmissioni televisive sulle ruote della fortuna, è un'ambientazione che è tutta fatta rispetto ai videogiochi. E quanto è utile tutto questo a costruirsi per l'industria i futuri giocatori di domani? Cioè quanto sia, come dire, una scuola, tra virgolette, una diseducazione, appunto, proprio sappiamo già quanto l'impatto con i device stia cambiando, alcuni dicono proprio anche strutturalmente, no? Il cervello, la psicologia appunto dei bambini e dei ragazzi. In questo caso, quanto è proprio diretto a costruire, come dire, oggi spendono poco, ma un domani quanto diventeranno giocatori. Ecco, mi fermerei intanto qui. Grazie dottoressa Serra per i molti spunti e rilanci, che giro subito alla dottoressa Capitanucci se vuole rispondere a qualcuno di questi quesiti che sono stati posti. Ecco, ci vorrebbe un'altra serata per rispondere a tutte le domande e suggestioni che ha dato Emilia. Io ne colgo solo un paio. Uno, il discorso del fatto degli adulti, anche educatori, che non sono tanto allarmati, perché questo è un fatto che veramente mi sollecita tanti pensieri. Allora, io trovo che ci sia un problema di fondo. Qual è il rapporto che ciascuno di noi in prima persona ha con il comportamento di gioco d'azzardo? Perché la psicologia sociale ci dice che le persone
hanno bisogno di essere coerenti, per cui è evidente che se il mio rapporto come adulto col gioco d'azzardo è di tolleranza, di passione, di interesse, io non posso che essere, come dire, allineato con questo tipo di vissuto, perché non posso tollerare una dissonanza cognitiva. Quindi, come faccio a gestire un allarme rispetto a eventuali comportamenti di gioco d'azzardo dell'altro, quando magari questo per me vorrebbe dire che mi devo mettere in crisi io con il mio modo di giocare d'azzardo, anche sociale. E questa è la prima riflessione, quindi è questo bisogno di coerenza, e quindi fin tanto che c'è un contesto così, come dire, gambling friendly, se usiamo una parola britannica, no? Amico del gioco d'azzardo, evidentemente gli adulti si troveranno in una posizione di dissonanza cognitiva e quindi faranno fatica e a riconoscere questo pericolo per i giovani e a porsi delle domande. L'altra faccenda un po' hai già risposto, quella del digital device, cioè quanti adulti sanno effettivamente come funzionano i giochi i giochi ludici, quindi i videogiochi che praticano i loro ragazzini. Allora, io credo che qui ci siano, fra le tante possibilità, almeno due risposte. Nessuna delle due, come dire, così fuori dalla portata di un ragionamento comune, però spesso i ragionamenti comuni si dimenticano e si lasciano un po' cadere. Uno, certamente è necessario che anche gli adulti abbiano un'alfabetizzazione importante, cioè il fatto, come dicevi tu Emilia, di non sapere come funziona un gioco, questo è un problema, perché è un po' come se io dessi in mano a mio figlio una macchina che magari va a 300 all'ora e io non ho la più pallida idea di quali sono le potenzialità e i rischi di questa macchina, per cui è ovvio che come faccio a fare l'educatore se mi mancano dei pezzi a mia volta su ciò in merito a cui devo educare. E l'altra cosa, quindi sicuramente questo divario digitale deve essere in qualche modo colmato. Per gli adulti, quindi la formazione agli adulti, ancora una volta io li trovo come il perno centrale, non quelli che si possono lasciare un po' nell'ombra. L'altra cosa è vero che è molto noioso stare di fianco a qualcuno che fa un videogioco, però ahimè l'adulto educatore deve riprendere in mano questo concetto di non lasciare i minori, lasciarli giocare da soli. Quindi ci si gioca insieme, gli si sta a fianco, ci si fa spiegare che cosa sta succedendo, perché è chiaro che la spiegazione può aiutare anche l'adulto a comprendere dei rischi che magari il ragazzino non riesce a comprendere. Quindi assolutamente credo che di nuovo dedicare tempo alla relazione, e non dimentichiamo che a volte, brutto dirlo, no? Ma fra mille impegni è comodo che il bambino stia di là a giocare con il suo videogioco magari online, perché ci sembra che non sia poi così pericoloso. Purtroppo educare prende tempo e le relazioni si scrivono all'interno del tempo, quindi bisogna riprendersi questo tempo di vicinanza e di prossimità con i figli oppure i nostri allievi piuttosto che i nostri ragazzini dell'oratorio. Grazie dottoressa, tra l'altro proprio in questo momento ci è arrivato un commento da una persona che assiste alla serata proprio su questo tema del tempo, glielo leggo. Il problema del tempo è dunque centrale, anche nelle sale gioco infatti non mettono gli orologi per far perdere il senso del tempo e quindi la domanda è come proteggere i ragazzi da questo pericolo del tempo dilatato e senza confini. E lei ha appunto già risposto. Quindi la dimensione del tempo si cura con la vicinanza e con la relazione. Grazie mille, ci sono molti spunti che ci stanno arrivando, qualcuno chiede anche ma come si fa ad aiutare gli adulti a prendere coscienza che sono loro
in primis a dover cambiare dei comportamenti, degli atteggiamenti. C'è un'educatrice da Udine che dice proprio come educatrice ricevo sempre più richieste di genitori, insegnanti che chiedono interventi sui ragazzi anche quando per me è evidente che invece il problema parte dagli adulti stessi. E quindi come possiamo fare per cambiare questa cultura dell'intervento sui più giovani e aiutare invece gli adulti a riconoscere la propria fragilità e a correggerla per poter essere educatori migliori. Ecco, quindi le sue parole ci hanno molto stimolati qui in sala e anche in casa, perché il punto è proprio questo. Eventualmente dopo rilasciamo ancora la parola per una battuta su questo aspetto. Ci sono, se vuole naturalmente il dottor Fiasco rispondere agli stimoli della dottoressa Serra, se ha qualche tema da riprendere le lascio la parola nuovamente. Leggendo un rapporto uscito nel dicembre un breve rapporto uscito nel dicembre scorso dell'Istat, sono rimasto sconcertato. Questo rapporto era sullo sport, la sedentarietà, sulle attività fisiche ludiche e dava questi elementi. C'è un aumento delle pratiche sportive, ginniche, fisiche da parte degli adulti e un crollo spaventoso di queste stesse attività nei adolescenti, nei ragazzi. Questo dato poi si collega ad un altro dato che è quello dell'aumento della sedentarietà nell'età evolutiva, aumento dei casi. Io non sono un prezzemolo, sono un sociologo, insomma, quindi metto il prezzemolo un po' sulle pietanze. L'aumento dei casi di ipertensione arteriosa, di obesità, di disfunzioni alimentari, disturbi alimentari. Cioè io ho l'impressione che vi sia una corsa narcisistica da parte degli adulti, molto pronunciata, che impedisce di vedere la sofferenza e i danni relazionali, danni anche allo sviluppo armonico della personalità da parte dei ragazzi. E qui torniamo alla questione dei videogiochi. C'è una correlazione tra tutto questo, tra il tempo che viene divorato dai videogiochi, per i quali l'industria ha trovato quell'ingrediente per renderli sempre più sostitutivi di altre forme di relazionalità, cioè introducendo il caso, la fortuna, l'azzardo dentro il videogame e questo problema di salute. Il problema di salute è che dell'età evolutiva è che gli adulti vedono sempre di meno o che vedono nelle forme nelle quali l'industria glieli fa vedere, cioè un dispositivo medico-chirurgico, una pillola, una cura, eccetera, no? E non vedere la persona nella sua quotidianità. Questo è molto preoccupante. Per il resto sì, apparentemente non c'è neanche la regola minima, cioè questi videogiochi sembrerebbero costare poco, ma in realtà è un po' come avviene per i giochi online. I giochi online sono low cost, no? Cioè rispetto al gioco fisico il giocatore spende di meno ma gioca di più, gioca con più frequenza, gioca a frequenze vorticose, gioca per più tempo. E lo stessa cosa accade per i videogiochi dei ragazzi. Tra l'altro non c'è neanche la regola che obbliga a fare la ricarica per la prosecuzione del gioco passando per l'intervento di un adulto, perché se così fosse si avrebbe quantomeno un impatto nella quotidianità, no? Cioè ti accorgi del figlio che va a collegarsi. Quindi è una sinergia che i due settori industriali, quello del gambling e quello del gaming, stanno realizzando, e poi alla fine cos'è il genere che li collega? Il genere che li collega sono gli oligopoli
che detengono il governo delle piattaforme, il governo degli algoritmi, il governo della digitalizzazione della vita quotidiana e del commercio, della gestione delle grandi partite che sono fatte da miliardi e miliardi di micro partite, di microtransazioni. Grazie dottore. Le leggo 3 messaggi in una sorta di climax perché sono legati da un filo rosso, ma evidentemente questi temi anche sollecitano un po' l'indignazione di alcuni ascoltatori, perché una prima persona dice: mi ricordo che quando ero piccola vedevo spesso pubblicità come quelle che lei ha mostrato, ora ce ne sono altrettante online sui siti e sui social, quindi sempre più diffuse. Com'è possibile che non ci siano regolamenti o normative che vietino questo tipo di spot? Però procedo perché ce ne sono altri, come dicevo, dello stesso tono. Qualcuno chiede, per esempio Alessandro in collegamento con noi da YouTube, a proposito di interventi in campo giuridico a livello di Unione Europea, è in atto una qualche riflessione riguardo a queste tematiche? E poi abbiamo un genitore dalle Marche che dice: ma lo Stato lascia che avvengano questi subdoli passaggi da gaming a gambling senza fare nulla? Nel PNR ci sono gli incentivi per lo sviluppo dei nuovi videogiochi, quindi c'è anche un finanziamento diretto. In ambito dell'Unione Europea c'è una commissione che è allo studio, che è arrivata a mettere un primo quadro di regole minime e per fronteggiare i rischi più evidenti. Il primo quesito era? Ne vediamo sempre di più di questo tipo di spot, una volta c'era anche ecco, in televisione. Allora, nel 2019 fu fatto, nel cosiddetto decreto dignità, fu l'inserimento del divieto assoluto di pubblicità, sponsorizzazione, eccetera. E per dire quanto è potente, insomma, i trust, le lobby del gioco, abbiamo assistito ad un assurdo giuridico istituzionale per cui un'autority, l'Agcom, con il regolamento attuativo, con la delibera attuativa del divieto di pubblicità, ha corretto la legge. Cioè, nella gerarchia delle fonti c'è la legge costituzionale, la legge ordinaria, cioè il decreto delegato, poi ci sono i decreti ministeriali, poi ci sono le ordinanze, eccetera, eccetera, e poi ci sono le sanzioni dell'autority. Qui abbiamo visto un'autority che ha, come dire, modificato la legge senza passare per cui queste maglie sono state un po' allargate. E anzi dobbiamo pure difendere quello che abbiamo conquistato, perché nell'attuale legislatura le spinte per revocare il divieto di pubblicità smaccata, così proprio plateale, durante le partite del calcio è molto forte, insomma, no? Sarebbe interessante riprendere una suggestione che per esempio nel recente congresso di Castelfranco è stata posta lì, per esempio l'apprendimento dello sport. Lo sport è competizione, non è soltanto ginnastica. È inutile fare riferimento ai classici. Lo sport senza competizione e senza i significati della competizione non è un gioco, è un'altra cosa, è un esercizio. Ok, ma se alla competizione che impone la costruzione del risultato, che impone le regole, che impone la disciplina, che impone la finalizzazione di sé per prepararsi all'evento, se a tutto questo viene sostituito il gioco come scommessa, abbiamo anche distrutto una delle dimensioni fondamentali della formazione della personalità. Ne abbiamo parlato proprio questa mattina. Appunto, lo sport diventa scommessa. Certo. Quindi la scommessa sostituisce lo sport, e di nuovo torniamo, vedete la similarità con i videogiochi. La gratificazione dei videogiochi non è nel raggiungimento di una meta che non si raggiunge mai,
perché gli algoritmi, l'architettura di questi videogiochi è fatta in modo tale che non si arriva mai a meta. E la stessa cosa negli eventi sportivi, cioè c'è l'espropriazione di una dimensione formativa fondamentale nella vita di ogni essere umano. Certo, dicevo, ne abbiamo parlato questa mattina proprio con dei campioni dello sport e con il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, e quindi questo è anche per fare un rilancio agli spettatori perché vadano, se vogliono, a rivedere questi incontri. Grazie dottore. Dottoressa Capitanucci, un'ultima battuta a lei per concludere, proprio in termini di stimolo o di appello a tutte le persone che rivestono un ruolo educativo. Sì, mi riaggancio alla suggestione della collega di Udine, come fare a far fare gli educatori e i genitori, perché il nocciolo alla fine, agli adulti in generale, il nocciolo è un po' questo. Allora, forse bisogna partire prestissimo, nel senso che l'educazione parte dal momento in cui nasce una nuova vita e va avanti. Ogni età presenta una sfida differente o anche più sfide differenti, e quindi bisogna fare un pensiero che si lasciano i bambini fare i bambini, ma alla presenza di adulti che fanno gli adulti. Ora, è evidente che bisogna rendere per questi adulti che sono davvero, si mostrano così fragili per la perdita di punti di riferimento, anche molto importanti, di valori e quant'altro, è necessario rendere disponibile un supporto. Mi viene da dire, quando arriva la richiesta di interventi rivolti ai minori, quantomeno facciamo un pensiero se è opportuno affiancare a questi interventi, se non addirittura sostituire, anche interventi rivolti e dedicati agli adulti. Abbiamo un'esperienza proprio sul gioco d'azzardo e siamo partiti molto presto con gli interventi, perché ci siamo chiesti quando è il momento per fare la prevenzione, no, del gioco d'azzardo tra i giovani. Ebbene, con la nostra associazione siamo partiti dalle scuole materne. Ovviamente ci dicevano: ma voi siete matti, ma cosa volete andare a parlare di gioco d'azzardo nelle scuole materne? Ma no, certo che non andiamo a parlare dai bambini di 3-4 anni alle scuole materne, ma con i loro genitori sì, perché se poi noi pensiamo di andare ad affrontare il tema del gioco d'azzardo quando i ragazzini sono in terza media o alle superiori, ecco, la partita l'abbiamo già persa da mo', e ce lo dicono i dati che abbiamo presentato. Quindi non so come fare, e chiudo a recuperare questo ruolo che sembrava un tempo esserci, adesso un po' sbiadito, però sicuramente questa è una grande sfida proprio per il nostro futuro, perché gli adulti fragili non possono che poi lasciare spazio a dei giovani e degli adolescenti e dei giovani adulti fragili a loro volta. Ecco, è una catena di fragilità. Grazie infinite dottoressa per questa conclusione. Siamo in conclusione anche del nostro incontro, quindi io ringrazio il dottor Ortega che ha partecipato questa sera, la dottoressa Camporese che ci hanno fatto i saluti iniziali, grazie a Emilia Serra che è stata nostra gradita ospite in videocollegamento, e naturalmente un ringraziamento molto sentito a Daniela Capitanucci e Maurizio Fiasco. UL6 Euganea di Padova vi ringrazio di cuore per aver partecipato, vi invitiamo ai prossimi appuntamenti sempre gratuiti, li trovate tutti sul sito www.cambioGiocoUL6.it e vi aspettiamo domani mattina alle ore 10 per il prossimo incontro in programma, un incontro il cui titolo sarà Dov'è il confine tra realtà virtuale e videogiochi, e sarà condotto da Emilio Cozzi, giornalista e autore, già vice direttore di Zero. Con questo abbiamo veramente concluso la serata e la quarta giornata, quindi vi aspettiamo per la giornata di conclusione domani. Vi ringraziamo tutti e vi auguriamo buonanotte.